l'attestato di partecipazione della terza edizione del Cagliari Summer Camp a Rizzo. Un applauso per mister Bernardo Mereu. Per chi non lo sapesse, credo in pochissimi a non saperlo, mister Bernardo Mereu allena dalla passata stagione l'Olbia, che è una delle realtà che... Innanzitutto grazie per l'accoglienza e per avermi invitato a poter festeggiare assieme a questi bambini un evento così importante. Chiaro che ho fatto prima i complimenti al sindaco di Arezzo, perché negli ultimi anni si è distinto sicuramente come paese che favorisce proprio queste attività, e quindi tutte quelle che sono comunque attività sportive, peraltro legate ai giovani, non possono che essere meritorie di grande riconoscimento. Bravissimi gli istruttori, perché hanno seguito chiaramente con grande dedizione il lavoro dei vostri bambini in questa settimana, e chiaramente il Deus et Machina di Arezzo, che vedo che è infaticabile e sicuramente continuerà a farlo anche in questi altri giorni con la festa dell'Olbia qui in ritiro e poi dai Cagliari. Bravi anche i bambini, perché io ieri ho potuto comunicare con loro 10 minuti, alla fine poi gli è stata data la possibilità, augurando a tutti quanti chiaramente i traguardi che si prefiggono nello sport, oltre che nella scuola chiaramente che va di pari passo. Grazie. Buongiorno a tutti, il primo grazie a Bernardo Mereu, al mister che ci ha elogiato così tanto. Grazie, come ha detto Giuseppe, al Cagliari Calcio per aver scelto per il terzo anno Arezzo come sede del Summer Camp. Noi come amministrazione facciamo il possibile per accogliere al meglio sia i bambini sia i genitori e la gente che li segue. Pensiamo che sia venuto bene, che io ho avuto modo di seguirli giorno per giorno assieme a Giuseppe, al quale va un grosso ringraziamento per l'organizzazione, e a tutto lo staff.
un grazie agli istruttori veramente di cuore per la pazienza e le capacità che hanno espresso nei confronti dei ragazzi. Vi ringrazio, spero di avervi ospiti anche l'anno prossimo e in maniera ancora più numerosa. Sono 3 anni che va sempre crescendo questa manifestazione, cerchiamo di portarla ancora più in alto e ancora più su. Grazie a tutti. Adesso verrà conferito un omaggio dal direttore tecnico del Summer Camp Cagliari Calcio 1920 Manuel Calia al sindaco di Arezzo. Quale tributo per questa esperienza per i migliori sportivi del nostro paese. Anche al mister Bernardo Mereu verrà conferito il gagliardetto del Cagliari Calcio. Lo ringraziamo nuovamente per la presenza in questa prestigiosa occasione. Che ricordino anche i ragazzi è proprio questo, l'insegnamento che viene dato in campo e fuori campo. Passo ora la parola al direttore tecnico del campo, Manuel Calia, mister del Cagliari Calcio. Grazie Giuseppe, grazie a tutti voi che ci avete permesso di rendere questo camp numeroso e particolare. Io un ringraziamento particolare voglio fare a questi ragazzi che ci seguono da giugno. Noi siamo in tour praticamente dal 20 di giugno, seguiamo un camp dopo una location dopo l'altra e i ragazzi che fanno parte del nostro settore giovanile invece di farsi le vacanze sono qua con piacere ad allenare tutti i ragazzi che partecipano a queste iniziative, quindi il mio applauso in particolare va a loro. Ovvero i ragazzi nati tra l'anno 2000, 2001, 2002, 2003. Allora chiamiamo sul palco qui con noi il nostro amico Mattia Addis. Mattia Addis, abbiamo il piacere di averlo per la seconda edizione consecutiva del Summer Camp Cagliari Calcio Arezzo 2017, ci auguriamo di averlo anche per la terza, signora, quindi si attrezzi per l'anno prossimo. Mattia diciamo che non arriva da qua dietro l'angolo, perché per fare questa esperienza, dopo quella dell'anno scorso in cui si era trovato veramente bene, ha percorso un bel po' di strada, visto che arriva dal nord della Sardegna, ovvero la località è Trinità d'Agultu. Francesco Secci, grande Franz, Francesco classe 2002 da Arezzo, Nicolò Mammeri è uno dei ragazzi che durante la stagione milita nel settore giovanile dell'Arezzo Calcio, è la seconda partecipazione consecutiva al camp, anche lui ci aspettiamo di vederlo prossimamente alle prossime edizioni con l'Arezzo. Da Cagliari, del Cagliari Summer Camp. Da Desolo, Giuseppe Floris, classe 2006. Anche Giuseppe è stato nostro ospite nella passata edizione e aspettiamo di vederlo anche nella prossima. Grande Giuseppe. Come ti chiami? Matteo Ghisi. Massima efficienza. Enrico Pava, classe 2007. Sia portiere, attaccante e difensore. Bravo Enrico. Grande Atto!
C'è stato prima un errore di stampa sull'elenco dei ragazzi e ci siamo dimenticati di chiamare perché era stato inserito in quest'altro gruppo Matteo Ghisu, forse il palco con noi. Abbiamo sbagliato la data. L'amico Ale Carta. Grande Ale. Grande Fede. Da Cagliari, anno 2007, Federico Pili con noi. Il gruppo, diciamo, dei bambini più simpatici, volendo, perché era il gruppo dei bambini più piccoli, quindi quelli che hanno dato strano ma vero, meno problemi di tutti, che si sono adattati a tutte quelle che sono state le nostre esigenze e prerogative. Chiamiamo qua con noi sul palco, vediamo un po' in ordine, Diego Schirro Lazzara. Vai Dieguito. Grande Diego, piccolo grande bomber. Direttamente da Rizzo, difensore centrale della nostra categoria Pulcini, Manolo Cogoni, classe 2008. Adesso il turno da Desolo, classe 2009, di Samuel Peddio, ritira il premio il fratellino Josef. Sono impegnati in una partita di biliardino, un attimo di pausa. Che è gelata questa? Il più piccolo e il più simpatico, in base anche a quella che è la fascia di età, perché è 2 anni che è il nostro ospite, classe 2011, Alessandro Petruso, ribattezzato Petrusino. Vai bomber! Ancora da Arizzo è il turno di Ale Pava, classe 2010, portierone. Vai Ale, grande. Sempre in ambito di portieroni, 2008, da Desolo, Carletto Melis, con noi. Grande Carletto. Adesso mi permetto di fare un'eccezione perché l'unica partecipante bambina di questo camp, futura capitana del Cagliari Calcio femminile, Desiree Pili 2009, Arizzo.
per nome, da Arezzo, classe 2009, Jacopo Casula. Grande Jacopo. Adesso da Desolo è il turno di Cristian Deiana. Allora, mi sono permesso di lasciare per ultimo il bambino più simpatico di tutti, non me ne vogliano gli altri. Non l'ho mai visto un giorno triste, non l'ho mai visto un giorno che cercava i genitori, nonostante abbia pernottato per tutta la settimana qua e nonostante le prime perplessità il lunedì dei genitori stessi, posso garantirvi che è stato di una simpatia unica. Conosceva tutti nel camp e anche fuori camp nel paese di Arezzo. Federico Urpi da San Luri. Mi ha cazziato, ha detto che è di Cagliari. Campione di biliardino della settimana Summer Camp. Abbiamo concluso la cerimonia.